Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere, quest'oggi ci troviamo nel 99 a.C., proprio nei pressi del nostro Appennino della penisola italiana. Abbiamo due grandi armate che si ritrovano proprio al confine con i Reti. Solo un piccolo rilievo ci distacca da queste grandi cittadine del popolo dei Reti. Sicuramente per iniziare a intraprendere la nostra ultima campagna con il popolo icenico dobbiamo necessariamente studiare un piano. Abbiamo due armate di fronte alla linea gotica, le quali sono pronte ad attraversarla al mio prossimo ordine, un esercito di rifornimenti nel sud, le spade del potere, e sicuramente anche un ultimo esercito ancora si ritrova nel mare Adriatico, il quale sbarcherà a Rimini proprio per riuscire a controbattere i territori della Suebbia. Abbiamo 4 armate per 4 città, perché scavalcando queste Alpi, eccole qui, le nostre Alpi italiane, possiamo notare attraverso la Germania Magna e l'ultimo baluardo dei Suebi, Tulifrudum, possiamo notare appunto grazie alle nostre spie che la Suebbia si estende appunto secondo questi parametri. Diamo un'occhiata. Lupfrudum è la capitale. Andando sempre verso est possiamo notare anche diverse province nascoste, ma anche alcune scoperte, come la cittadina di Alabbo. Dobbiamo conquistarla e sicuramente dobbiamo inviare uno dei nostri 4 eserciti a secondo delle truppe che ci saranno. Auskalis è proprio nel cuore dei territori slavi, sicuramente appartiene ai Goti, mentre Rogion è proprio nei pressi di Alabbu. Però sono dei territori, potete vedere, molto frastagliati, molto diversi dai soliti territori come dire, che seguono un cammino logico. Potete vedere che vi è un territorio abbastanza disomogeneo, quindi dobbiamo necessariamente inviare 4 direttrici di eserciti in ognuna delle città. A secondo della loro resistenza sceglieremo l'armata migliore. Quindi io direi intanto di dare un'occhiata alla nostra mappa. Stipuliamo immediatamente un accordo con i nostri Reti per capire un pochettino quello che dobbiamo fare per entrare nel loro territorio. Visto che le nostre unità sono pronte, torniamo un attimo nella mappa per analizzare meglio il passo di Tung Shao. Eccolo qui. Allora, un bel accordo diplomatico. I nostri Reti sono pronti, vediamo un po', amichevoli nei nostri riguardi. Allora, stipuliamo questo bell'accordo. Sicuramente un'alleanza militare con richiesta di partecipazione alla guerra contro la Suebbia, moderata. Sicuramente se aggiungiamo un ottimo transito, purtroppo no, magari un bel pagamento per dare più possibilità ai nostri futuri alleati di combattere, ancora moderata, però sicuramente potremmo avere ottime opportunità. Vediamo se possiamo tentare questa carta, ragazzi. Partecipazione, pagamento, alleanza. Hanno rifiutato l'offerta, maledizione. Sicuramente questo ci può dare un po' fastidio. Vediamo se invece possiamo ottenere un bel transito militare, ragazzi. Ancora, come dire, una richiesta molto invasiva da parte nostra nei loro riguardi. Vediamo se possiamo tentare, magari con una somma un pochettino più alta, un transito militare. Sicuramente potrebbe essere accettato. È fantastico, gli dei siano lodati, ci hanno condotto a un tale savio discorso e a questa sentita amicizia. Approvo. Adesso abbiamo l'opportunità di varcare la linea gotica, ragazzi. Non siamo entrati a fianco dei nostri Reti a livello di alleanza, però sicuramente le trattative ancora sono rimaste in ottimi rapporti. Vediamo se è vero. Eccoli qui i Reti, vediamo un po', ancora molto amichevole, va bene, non ci sono problemi. Allora, sicuramente non sono voluti entrare con noi a combattere, proprio perché non vogliono spartire questi territori insieme al nostro grande esercito. Quindi dobbiamo necessariamente attaccare per conto nostro. Loro ci hanno solo offerto la rampa di lancio. Allora vediamo se possiamo passare il turno. Questi due ragazzoni sono arrivati. I bambini di Bruto credo che possono varcare immediatamente la soglia. Ok, abbiamo attraversato già le prime foreste. Vediamo se possiamo dirigerci proprio verso il valico da attraversare con le nostre unità, proprio da questa parte. Vediamo di recuperare terreno. Il nostro esercito di rifornimento arriverà al più presto. Eccoci qui, i nostri spioni stanno arrivando, sono proprio pronti a varcare anche le soglie delle nostre montagne. Grandioso. Intanto nel sud, proprio vicino alla nostra nemica giurata Sparta, ritroviamo la nostra grande flotta dell'ammiraglio Caletios. Probabilmente riuscirà a conquistarla. Sarà davvero una grande impresa, perché darà la possibilità alla
provincia di Hellas di essere completa, in modo tale da avere un altro editto proprio per la nostra fazione. Allora, qui stiamo andando molto bene, abbiamo completato l'ultima ricerca nel campo civile e adesso possiamo lanciarci nella ricerca del nostro corno del fosso di Helm per aumentare il danno di tutte le unità, sicuramente di schermagliatori, come potete ben notare. 6 tiri al minuto, 4 bonus di carica per tutte le unità di terra, sicuramente ci servirà. Bene, allora, vediamo di passare il turno, è arrivato il momento di farlo. Allora ragazzi, avete visto come abbiamo elaborato la nostra bella attenzione! A quanto vedo, appunto, la nostra alleata Cartagine ha dichiarato proprio un attacco nei riguardi dell'ultimo baluardo spartano. Vediamo un pochettino. Noi stiamo sacrificando. Vediamo un po' quante unità. Non vi è scritto, però sicuramente una buona quantità di uomini. C'è addirittura anche l'esercito dei nostri cantabri da queste parti. Sicuramente dobbiamo dare una mano ai nostri uomini, anche se l'assedio l'ha iniziato Cartagine. Non possiamo certamente declinare l'attacco. Rovineremo i nostri rapporti nei riguardi di questa fazione africana. Quindi risolviamo automaticamente l'assalto, sacrificando il 30% circa delle nostre unità. E proprio oggi, ragazzi, l'ultimo baluardo spartano crolla ai piedi di Cartagine, sostenuta dai nostri uomini, i quali faranno certamente un'ottima vediamo un po'. Potrebbero davvero realizzare, potrebbero dar vita a un ottimo commercio di schiavi anche in questa regione. Quindi potremmo anche schiavizzare i prigionieri, anche se in passato ne abbiamo liberati parecchi. Però ricordate, ragazzi, che i prigionieri che abbiamo liberato erano del popolo degli Ardiei, una popolazione che sicuramente non ci ha dato molto fastidio, tranne i diversi assalti ad Apollonia, però sicuramente è stato tutto per colpa di Sparta. Quindi i prigionieri spartani vediamo di catturarli e magari venderli tramite la tratta degli schiavi. Intanto ancora i cantabri, rifiutiamo la loro offerta di partecipazione alla guerra. Però avete visto, abbiamo sicuramente liberato i prigionieri degli Ardiei, perché sicuramente erano stati trascinati in quel conflitto. Comunque stiamo necessariamente conducendo un'ottima campagna militare anche nel sud. Sparta è stata eliminata e sicuramente i loro schiavi ci frutteranno davvero tanti soldi. Qualcuno di voi mi ha domandato: ma come fai a guadagnare 7800 monetine d'oro all'anno? Beh, abbiamo notato tutte le conquiste del territorio della Macedonia, quindi del Peloponneso, come hanno incrementato la nostra grande qualità economica, proprio perché sicuramente abbiamo costruito tantissimi ranch, tantissimi territori agricoli, quali forniscono davvero tanti e tanti soldini alla nostra fazione. Quindi davvero potrebbe essere un'ottima idea continuare su questa strada. Avete visto adesso che ci servono le risorse, le abbiamo disponibili e possiamo condurre una bella campagna militare anche nel nord. Quindi il territorio della nostra Macedonia, in realtà anche di Atene, Sparta, più che altro è stato un territorio dedicato necessariamente all'agricoltura per sfruttarla e trasformarla in vero e proprio denaro, una sorta di capitalismo del primo secolo a.C. Allora, hanno scoperto il nostro agente in incognito, Ordwix, Morindum, bassi fondi, attenzione, la nostra capitale se non sbaglio. Ah no, la cittadina che si affaccia direttamente sul mare, ecco, sull'oceano Atlantico. Vediamo un po', a causa delle... Ah, perfetto. Sicuramente ci hanno fatto notare tramite un corriere che Sparta non esiste più. Vediamo se è vero, obiettivo annullato, perché sicuramente a causa degli ultimi avvenimenti Sparta è stata conquistata direttamente dai cartaginesi, eccoli qua, e con questa nostra flotta adesso possiamo magari dedicarci a qualcosa di più interessante. Vediamo se possiamo offrire supporto tramite intanto miglioriamo le nostre capacità del nostro generale, vediamo un pochettino, rendiamolo più autorevole e diminuiamo i costi di arruolamento della nostra flotta. Con questa flotta, visto che non ci sono più problemi a livello di Mediterraneo, ragazzi, a livello del Mar Mediterraneo, io direi di condurre questa flotta, se non vi dispiace, proprio nel nord. Vediamo se riusciamo in qualche anno a raggiungere la nostra capitale e magari dare un supporto ai nostri uomini proprio da queste parti. Sarà davvero lunga la strada, però necessariamente questa flotta ci potrà dare una mano. Nel Mediterraneo non abbiamo più pericoli, abbiamo la nostra Libia, i Cantabri, i Lusitani, abbiamo anche diversi territori limitrofi ai nostri uomini, come per esempio i Reti, che sicuramente non ci daranno fastidio. Quindi il nostro baricentro dovrà essere spostato tutto al nord. I campioni d'Albione per adesso li lasciamo a Brindisi, anche perché se li facessi uscire, ah no, rimarrebbe normalmente l'ordine pubblico, quindi forse questo esercito potrebbe anche servirci. Quindi vediamo intanto di farla arrivare nei pressi di Roma, la capitale, ragazzi, della spada. Vediamo se possiamo rendere questo esercito migliore tramite l'utilizzo di nuove armi. Eccoli qua, questi nostri ragazzoni, vediamo di renderli più abili nel combattimento. Allora potenziamo, eccoli qua, armi di livello superiore anche per i nostri carri da guerra.
Bene, i frombolieri sono a posto. Per quanto riguarda le armi d'assedio, vediamo un pochettino di collocare degli ottimi cavalieri veterani nelle nostre fila, eliminare questi vecchi lancieri ormai obsoleti per il nostro gruppo di uomini e aggiungere degli ottimi lancieri scelti. Bene, intanto con questa flotta avanziamo sempre più avanti verso Rimini. Perfetto, avanziamo anche con i nostri grandi vincitori di Obrauco proprio verso il confine. Molto bene. Avanziamo ragazzi. Intanto ragazzi è autunno, le foglie si colorano di marrone, eccole qui, e cadono direttamente al suolo. E meno male che stiamo attraversando il valico appunto in autunno, non avremo problemi proprio per la stagione invernale. Intanto ancora i reti davanti a noi, da questa parte ci sono gli elvezzi. Quindi adesso dobbiamo calcolare dobbiamo calcolare ragazzi nella maniera migliore come fare a entrare nella Suebbia. Vediamo un po', vediamo di sferrare l'attacco decisivo pensando. Allora, vediamo di attraversare questa zona. Questa deve essere appunto una delle città che non dobbiamo colpire, Casurgis, mentre Lupfrudum si trova proprio da queste parti. Dobbiamo allora necessariamente fare questo giro, passare verso la città, attraverso tutte queste foreste nebbiose, eccole qui, attraversare la cittadina di Uburzis e penetrare direttamente nei pressi della cittadina di Lupfrudum, proprio da questa parte. Bene, mentre con le nostre altre unità, ovvero con il nostro secondo esercito, cercheremo di intraprendere un'altra strada. A Uburzis appunto gireremo a sinistra, svolteremo appunto a sinistra per cercare di arrivare proprio nei riguardi della cittadina, se non sbaglio, di Rojon. Eccola qui, cercheremo di passare appunto da questa parte e il nostro agente ci segnerà la via adatta per raggiungere questo luogo. Ok, per quanto riguarda invece la vecchia cittadina, il vecchio passo da queste parti, avevo anche degli altri uomini, eccoli qui. Vediamo di farli avanzare, delle altre spie. Ok, vediamo un pochettino Lupfrudum da queste parti, cerchiamo di penetrare proprio in tutto il territorio della Suebbia, eccoli qua. Vediamo di farli procedere. Benissimo, per quanto riguarda la nostra diplomazia siamo a posto, anche per quanto riguarda la nostra tecnologia. Avanziamo con i nostri uomini. Ok, stiamo quasi per raggiungere il confine. Intanto qui stiamo migliorando i nostri uomini anche nel sud. Vediamo un pochettino ad Apollonia quello che succede. I vecchi guerrieri del guado, ragazzi, sicuramente per adesso non ci servono, solo per mantenere l'ordine pubblico. Ok, vediamo un pochettino quello che sta accadendo. Ah, dimenticavo, mi avete consigliato di intraprendere una trattativa diplomatica con i nostri nuovi regni. Ah, ma Sparta non è completamente, come dire, crollata. L'impero spartano ancora risiede da queste parti. Chi c'è ancora qui? Ah, i nemici di Circe, eccoli qua, i ragazzoni, gli amici di Ulisse trasformati in maiali, eccoli qui. Va bene, sicuramente sarà l'ultimo baluardo spartano. Dopo aver creato un grande impero, adesso si ritrovano a vivere appunto in una misera imbarcazione. Eccoli qua. Va bene, ormai sono determinati e fedeli i nostri cari amici, ma a quanto pare ostili contro di noi. Certamente gli abbiamo conquistato tutto il loro territorio. Comunque, a quanto pare il regno di Odrisio, vediamo un po' quello che si può fare. Annulla transito militare. Ok, sicuramente ci considerano degli ottimi protettori. A quanto pare tutto va alla grande. Ho stipulato negli ultimi mesi anche dei trattati commerciali, come potete notare. Però è arrivato adesso il momento di passare il turno e arrivare appunto nella parte più interessante della nostra campagna, l'attacco diretto proprio alle popolazioni del nord. Intanto convertiamo le ultime strutture che non ci servono proprio nel sud, strutture di origine ellenica, ragazzi. Vediamo un pochettino. Va bene, per adesso può andare tutto alla grande. Apollonia mi sa che servirà la costruzione con mura a secco. Attenderemo qualche altro turno. Bene, lanciamoci all'interno del prossimo anno e vedremo. Ed eccoci ragazzi arrivati nel 97 a.C., è arrivato il gelido inverno. Vi voglio fare notare una cosa. Allora, proprio nel centro Europa, date un'occhiata proprio in questa specie di semicirconferenza delimitata da queste grandiose montagne, i norici, abitanti di Noreia, hanno inviato al nostro ambasciatore locale una bella lettera di non aggressione. Ho accettato l'accordo perché hanno capito la mia intenzione di attaccare la Suebbia, però sicuramente questa zona poteva essere un pericolo, secondo le loro idee, quindi mi hanno offerto questo trattato. Io, siccome non voglio avere nemici di intermezzo, ho deciso di accettare. Quindi sì, ragazzi, abbiamo le spalle coperte anche per quanto riguarda questa popolazione. È una popolazione davvero molto potente a livello bellico. Date un'occhiata, soldati possenti a livello fisico, perché vivono in queste montagne ormai da mesi e sicuramente potevano darci dei problemi. Quindi ormai per quanto riguarda questa popolazione siamo tranquilli. Allora, abbiamo una nostra nuova spia, ovvero il nostro Hacking, pronto a dirigersi in territorio nemico. Vediamo se possiamo analizzare tutta questa situazione. Ok, tutto questo luogo nemico, luogo estraneo. E finalmente il nostro signore della guerra, Tax Maruglio, quanti anni avrà? Sarà 50 anni che sarà al nostro servizio. Infatti ha iniziato a 7 anni, ragazzi, me lo ricordo, era davvero un bambino quando ha iniziato a ottenere segreti nei riguardi
della nostra fazione, però sicuramente possiamo collocare anche le nostre nuove spie da queste parti, ok? Il nostro Dax Maruglio l'abbiamo cresciuto, ragazzi, adesso ha 57 anni, 50 anni al nostro servizio, e in Italia notiamo un processo di sovrappopolazione che ci consentirà di costruire una nuova espansione proprio per la città. Rendiamo la nostra città sempre più potente a livello economico, un bel terreno recintato, visto che adesso il cibo inizia a scarseggiare con tutte queste bocche da sfamare. Intanto a Napoli la situazione si fa un po' tesa, ma neanche tanto, quindi non ci sono problemi. Allora, avanziamo con le nostre unità. L'esercito di supporto deve essere ancora nel mare Adriatico. Con questo gelo sicuramente sarà un po' più difficile spostarci, però adesso cercheremo di procedere. Abbiamo ancora il passo accelerato, se non sbaglio. Ok, vediamo di procedere, attraversiamo il confine. Speriamo che non ci revocano, ragazzi, il permesso di attraversamento di questi territori. Avanziamo. Altre unità, i vincitori di Ubrauco. Allora, i nostri uomini dovevano procedere verso est, se non sbaglio. Perfetto, attraversiamo questa piccola zona montuosa. Attenzione, anche laghi da queste parti. Dovevamo arrivare alla nostra cittadina di Burzis come cittadina d'incontro, ok? I nostri grandi uomini adesso attraverseranno proprio questa zona e si dirigeranno proprio nei pressi della cittadina di Rogion. Eccola qui, vediamo di segnarla come luogo di conquista. Eccolo qui, il nostro grande spione sta attraversando tutta la tundra, ragazzi. Eccola qui. Oh, già riusciamo a notare i suoi camini in lontananza. Allora, abbiamo già attraversato il valico. Abbiamo anche un altro esercito qui nelle retrovie. Vediamo di condurlo proprio verso est. Abbiamo più bisogno di aiuto, ragazzi, verso est. Quindi concentriamo 2 eserciti proprio verso questa zona. Abbiamo, mi sembra, anche le nostre unità nelle retrovie che stanno procedendo. Eccoli qua, il volere di Andraste che è riuscito appena adesso ad attraversare questo tratto di mare, e adesso sicuramente ci darà una mano. Allora, vediamo un pochettino. Intanto, tratti acquisiti per i nostri generali. Il nostro furiere ci consiglia, ci fa notare più che altro le nuove armate pronte al nostro comando, altri aiutanti per il nostro Tax Maruglio, più uno allo zelo invece della ricchezza derivata da tutto il commercio. Allora sostituiamolo, perché sicuramente, no, più che altro lo zelo, anzi io direi di inviarlo alla lista, perché queste popolazioni nordiche hanno una cultura molto simile alla nostra, quindi sicuramente problemi del genere non ce ne saranno. Flotta nemica è ritirata, ok, incapace di opporsi alla tua forza, la flotta nemica è andata via. Benissimo, rapporto di costruzione. Abbiamo notato diverse novità all'interno di questo territorio nemico. Il nostro grande Tax Maruglio è arrivato quasi al Frudum. Passeremo il turno, ragazzi, per qualche anno, adesso non so quanto ci vorrà, però cercheremo di intraprendere nuovamente la nostra avventura appena arriveremo proprio nei pressi delle nostre città. Questi saranno sicuramente degli anni di intermezzo per raggiungere sicuramente questi territori. I nostri uomini dovranno ancora marciare per settimane attraverso la neve, attraverso sicuramente 30 gradi di caldo, però sicuramente ce la faremo. Allora vediamo di passare qualche altro turno e vedere un po' quello che accadrà. Ed eccoci, ragazzi, nel 93 a.C., sono passati diversi anni dall'ultima volta. Comunque Epafo, il nostro signore della guerra, il quale si ritrovava appunto nel territorio nemico, è morto probabilmente per cause naturali, a quanto dice la descrizione. Intanto popolazione motivata in Tracia. Stiamo andando bene, sono parecchi turni appunto che la popolazione in Tracia continua ad espandersi, ad evolversi e a migliorare le loro opportunità. Quindi attenzione, vediamo di continuare la nostra campagna. Vediamo un pochettino quello che è accaduto, ragazzi. Allora, partiamo direttamente dal nostro valico Tungshao, proprio nei pressi delle Alpi. È arrivato quindi l'inverno, il freddo e gelido inverno, e vediamo un pochettino come trattare questa situazione. Allora, nel sud potete ben notare che ho reclutato una quinta, diciamo, armata, i cervi nobili, i quali hanno appunto già ottenuto ben 6 gruppi di soldati con spada, diversi trabucchi, alcuni frombolieri, unità a cavallo, proprio perché questa unità potrebbe servirci come supporto, proprio perché attraverso queste montagne nebbiose potete notare la grande potenza del popolo dei Suebi, proprio accompagnata alla grande potenza del territorio dei Goti. Allora, le mie spie sono riuscite ad ottenere informazioni davvero importanti. Intanto troviamo i campioni d'Albione che si stanno dirigendo proprio verso nord. Eccoli qua. Sconfinamento nel territorio dei Norici. Oh mamma mia, me ne ero dimenticato. Speriamo, ragazzi, che non è successo niente di che. Gli offriamo adesso una bottiglia di vino. Tranquilli, non è successo niente. Meno male che ancora siamo in accordi abbastanza tranquilli. Ok, la situazione è neutrale per adesso. Ok, allora vediamo un pochettino quello che sta accadendo. I Norici, stranamente... Ah, ecco perché! Perché appunto sono riusciti a conquistare la cittadina di Casurgis, appartenente in passato ai nostri Suebi. Allora, i nostri grandi Norici
detengono una grande forza militare, i corvi di pietra, potete vedere gli orsi spudorati, il nostro coda fratello orso. Quindi vediamo se possiamo intraprendere una campagna, come dire, diplomatica con questi ragazzoni. Allora, vediamo se possiamo ottenere un bel transito militare, probabilità di successo moderata, magari offrendo un ottimo pagamento di 2300 monete. Che cosa dite? Perfetto, hanno accettato la tua offerta, così sicuramente avremo le spalle coperte da questa popolazione e sicuramente potremmo lanciarci proprio all'interno del loro territorio con più tranquillità. Allora, io che cosa ho fatto da queste parti? Potete notare che ho trincerato i miei vincitori di Obrauco intorno a questa linea di attacco per attendere i nostri rinforzi, i campioni d'Albione. Adesso insieme cercheremo di lanciarci in avanti per la distruzione degli ultimi due eserciti temuti berserker, le vittorie di Fimmilena. Ovviamente i due ultimi eserciti due ultimi quanto visto fino adesso, quindi se riuscissimo davvero ad eliminarli avremmo ottime opportunità di conquista dei territori che ci interessano. Le nostre spie hanno notato che i Goti sono molto ben armati, duri da buttare a terra, e dovremmo sicuramente, ci daranno un po' di filo da torcere. Intanto il nostro esercito qui nel nord è quasi arrivato alla attenzione, altro sconfinamento nei riguardi dei Suebi, non è un problema. Sono arrivati proprio nei pressi della cittadina di Rugion, eccola qui, la grande industria del legname proprio appartenente al popolo dei Suebi, eccola qui, e sicuramente potremmo ottenere questa bella cittadina proprio all'interno del prossimo turno. Intanto il nostro grande Bruto è riuscito a condurre la sua grande armata proprio nei riguardi di questa bella cittadina di Lupfrudum. Possiamo sicuramente conquistarla dichiarando guerra proprio in questo momento, sconfinato un bel po', però non chiediamo aiuto ai nostri alleati, sarà una guerra molto tranquilla nel nord, molto solitaria, perché anche se dovessimo chiedere aiuto, come farebbe la Libia, i Cantabri, i Cartagi, i Lusitani, tutti questi uomini ad arrivare nel nord, visto che sono popolazioni più che altro africane, diciamo così, e quindi cerchiamo di dichiarare guerra in maniera diretta, senza chiedere aiuto ovviamente ai nostri alleati. Perfetto, guerra, bene, il fendere delle spade, il rumore degli scudi, vediamo di farlo immediatamente. 1260 unità, ragazzi, è appunto una battaglia già vinta, potete notare l'inesperienza degli uomini nemici nei riguardi delle nostre baliste, delle nostre spade, delle nostre lance. Quindi una risoluzione automatica in modalità aggressione determinerà una nostra vittoria ed eliminerà le possibili perdite eccessive nel nostro schieramento. Quindi grande vittoria del nostro generale. Vediamo se possiamo conquistare questa bella cittadina, probabilmente la capitale di questo impero della Suebbia. Ottimo lavoro. Allora, abbiamo conquistato il primo baluardo, la cittadina di Rogion cadrà a breve. Intanto con i vincitori di Obrauco e i nostri campioni di Albione tenteremo di sconfiggere le ultime due armate nemiche, proprio perché Lupfrudum, ok, l'abbiamo conquistata. Alabu è qua al nord, ok, me ne ero quasi dimenticato. Rogion l'abbiamo quasi ottenuta. Benissimo, allora io direi con questo esercito che abbiamo a Lupfrudum di rimanere proprio nei pressi del confine e proprio nei pressi della cinta muraria. Con i campioni d'Albione stiamo arrivando. Va bene, dobbiamo giostrare questi 4 eserciti, ragazzi. Allora, io direi a Lupfrudum di rimanere un attimino a Lupfrudum per qualche giorno, magari convertendo l'albero sacro in qualcosa di più interessante come la sacra recinzione, l'albero di Gondor, ragazzi, con l'albero bianco. Vediamo di cambiarlo in qualcosa di più interessante. Un'altra sacra recinzione e da queste parti un'altra sacra recinzione per rendere quindi l'ordine pubblico molto più elevato rispetto al passato. Allora, questa fornace del bronzo la facciamo rimanere proprio intorno alla città, perché potrebbe esserci utile, visto che offre grandi ricchezze, anche possibilità di reclutamento, quindi vediamo di lasciarla per adesso qui. Mentre questo ordine pubblico ci servirà perché l'esercito dei bambini di Bruto si sposterà a Rogion e l'esercito di Rogion, eccolo qui, le nostre grandi spade del potere, si dirigeranno verso Alabu, questa provincia sperduta, ragazzi, nel nord, vicino alla Finlandia, alla Norvegia, questi territori troppo freddi per pensare. Mi viene il freddo solo a pensare di conquistare questi luoghi. Quindi vediamo di effettuare questo cambio di staffetta, perché qui nel sud ci sono problemi. Hanno due eserciti abbastanza folti, quindi il problema è eliminarli. Intanto il nostro Tax Maruglio cercherà di dare qualche problema con una sovversione militare, disturbando le truppe nemiche. Allora, vediamo un po'. Ce l'abbiamo fatta, amico mio. Attenzione, ti pago molto bene. Ovviamente ce l'abbiamo fatta. Il nostro campione è riuscito a farlo e adesso la paura indebolisce gli uomini. Gli diamo un pochettino di fastidio in modo tale da creare
creare sempre problemi nei loro animi. Intanto con i nostri campioni stiamo arrivando. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra avventura per quanto riguarda quest'oggi. Intanto, ecco il volere di Andraste. Attenzione, me ne ero dimenticato. Possedevamo anche un altro esercito nel sud, quindi attenzione, non ci sono problemi. Il volere di Andraste si dirigerà appunto verso nord, ad Alabu. Arriverà in qualche anno, però arriverà. Benissimo, quindi non ci sono più problemi. Arriveremo proprio al nord con questo territorio. Al Fruto, peccato che ho assegnato tutte queste vabbè, 2 possono andare bene, però qui vediamo di collocare una nuova riserva per aumentare le possibilità di miglioramento economico. Quindi ragazzi non ci sono problemi, il piano sta procedendo, la Suebbia appunto sta per cadere sotto la nostra potenza, non ci sono particolari, ve l'avevo detto che la campagna in Suebbia era appunto qualcosa di molto semplice, poiché erano già logorati gli avversari dalla guerra con i Reti che durava già da parecchi anni, addirittura sono stati attaccati anche dai Norici, quindi davvero i nostri uomini, dopo aver combattuto l'ultima battaglia qui nelle montagne del nord, ovviamente molto vicine all'attuale Russia, eccoci qua, cercheremo quindi di distruggere questi ultimi eserciti e nel momento in cui cadranno ormai non rimarrà più alcun baluardo di difesa proprio per questa popolazione, quindi sicuramente ragazzi in qualche turno riusciremo a conquistare tutta la Suebbia e ci lanceremo nella nuova campagna con la Macedonia, massima difficoltà strategica e massima difficoltà in campo di battaglia, sia marino che ovviamente terrestre. Quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate, mi avete chiesto quando inizierò la campagna con la Macedonia, vi ho detto quando termineremo questa. Beh, avete visto, nel giro del prossimo gameplay credo di completare la nostra campagna, siamo a un passo dalla vittoria, almeno se tutto va secondo i piani, siamo superiori. Sì, siamo superiori a livello di truppe, sono esclusivamente delle unità reclute, quindi non ci daranno fastidio. Cercheremo di eliminarle al più presto e dopo che vi ho detto dopo che cadranno queste unità, avremo appunto una libertà assoluta di conquistare sia i Goti che le ultime cittadine. Quindi all'interno del prossimo gameplay credo che completeremo la nostra campagna e subito nel successivo gameplay inizieremo una nuova storia con la Macedonia e vedere un pochettino cosa ci aspetterà, cosa ci lascerà il futuro appunto per la nostra grande campagna. Avete visto che ogni città nemica ha appunto un esercito per la sua fine. Quindi ragazzi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay e vedere un pochettino quello che riusciamo a combinare. Ciao a tutti!